Si respira un'alta tensione quando c'è Manuel a Villa Cupido. Corrente con la pala. Ciao, buonasera a tutti quanti, buonasera a te, a Villa Cupido, i fratelli Marigliano e niente, tutto a posto. Tutto bene, tutto benissimo, soprattutto a te. Devo dire che Alta Tensione sta riscuotendo un grande successo. Sì. Parliamo appunto di questo nuovo lavoro discografico che è uscito veramente da poco. E da poco anche perché tu sei stata, diciamo, la reginetta di quella sera. E devo dire sono stata benissimo su TV Campane 1, avete appunto inaugurato questo gran bel lavoro discografico, tu e Danny Rosi, che tra poco intervisteremo. Vogliamo parlare appunto dei vari successi all'interno. Allora, i vari successi te li vado subito a citare, anche perché le risposte già si stanno avendo, nonché anche le richieste, anche quando facciamo le dirette. In particolare Chiamami Bastardo, che ricordo subito che sto facendo il video, e saluto Nilo Sciarrone. Grande bacio, ciao. Prossimamente sarà su tutte le emittenti, diciamo forse anche attaccato dietro i pullman quel video, perché stiamo cercando di fare veramente una cosa alla grande, come ben sai. Quindi dopo Maledetta Gelosia, che è stato un po' il tuo cavallo di battaglia, Chiamami Bastardo, ci sono vari pezzi, ci sta anche Te faccio battere il cuore, che scrisse Alessio, bella, però diciamo che i pezzi di Francese veramente stanno andando alla grande, e poi ci sta uno in particolare che l'ho scritto io, e quello là a coppia con Danny Rosi, Noi uguale amore, che veramente è richiestissima su tutte le radio, non me l'aspettavo che arrivasse a tal punto, appena 15 giorni di promozione, 20 giorni, nonché. Ma anche perché siete su tantissime radio partenopee, salutiamo appunto tutte le varie radio napoletane. Tutte quante, questa volta non ci siamo fatti mancare niente veramente, ma purtroppo quando fai una cosa bella la gente la deve ascoltare, se non la metti ovunque non funziona. Per forza. E poi diciamola tutta, caro Manuel, la nostra Villa Cupido è anche una gran bella vetrina per mostrare e evidenziare le belle canzoni. Io lo dico adesso e lo confermo negli anni a venire. Villa Cupido è stata il mio primo diciamo slancio verso questo mondo, appena 4 anni fa con i fratelli Marigliano. Sì, si hanno veramente bei riscontri, nonché anche TV Campane, è una grande vetrina. Un nome, una garanzia. Però purtroppo io, non me ne volete, ma in questo ambiente, cioè in quello che noi facciamo, non devi lasciare niente indietro, perché una radio che non fai può darsi che una fascia di pubblico poi non ti conosce. Ecco, quindi un tuo consiglio da dare a tutti i tuoi colleghi. Quando fate un lavoro discografico bisogna sponsorizzarlo al massimo, come stiamo facendo noi, tanti sacrifici, veramente, comunque la gente inizia però anche tantissime a volerci soddisfazioni veramente bene, e ci sta aprendo le braccia. Io vi ringrazio uno alla volta. Ma adesso cosa ci fai ascoltare? Ti posso toccare? Sì. Cosa ci fai ascoltare, Manuel? Alta Tensione, vado a cantare Chiamami Bastardo, la dedico un po' a tutti i maschetti che si sentono così, dai. Nonché scritta da Francesco Francese, arrangiata dal maestro Danisi, che mando un bacio. Ciao ragazzi. Bene, allora ascoltiamo la splendida voce di Manuel. Ciao. Lo sapevo già che prima o poi ritrovavo il cuore mio nei guai, ma tu sapevi che questa storia insieme a me non dava amore. Sono così, di nessuna mi innamorerò. Io che mi conosco già lo so, te l'ho detto già dal primo giorno che mi incontrato, che non sfizza una mezz'ora, ci spogliamo solo per amore. Io sapevo che non devo cuore in questa storia, ti piacevi adesso che succede? Tu mi dici che non ti sta bene, ma io non cambierò. Pochi minuti e non ti importava la parola stevenare, ma ti sei stancate di queste cose, ma non sono quello che tu vuoi, perché io non cambio mai. Chiamami bastardo come vuoi,
ma non scendo a compromessi mai. Io voglio vivere la vita senza frenare, mettendo in discussione il cuore. Ti spogliavo solo per amore. Io sapevo che non devo correre in questa storia. Ti piacevi adesso, che succede? Tu mi dici che non ti sta bene, ma io non cambierò. Ti spogliavo per pochi minuti e non ti importava che però questa nata modo si stangate che sti cosa, ma non sono quello che tu vuoi, perché io non cambio mai, non cambio mai. Ti spogliavo per pochi minuti e non ti importava che però queste venate modo si stancate che sti cosa, ma non sono quello che tu vuoi, perché io non cambio mai, non cambio mai.